Siamo con il sindaco di Realmonte per illustrare l'attività svolta nello scorso anno. Prego sindaco. Sì, buongiorno. Terzo anno di attività amministrativa. L'azione di governo in questi 3 anni è stata segnata i primi anni prevalentemente dalla pandemia e dai suoi effetti, anche in periodo che interessa la presente relazione, ma nonostante ciò l'amministrazione comunale ha posto in essere una serie di attività e ha portato avanti i punti specifici del programma raggiungendo traguardi storici e importantissimi. Sinteticamente, rispetto alla relazione che illustrerò nella seduta del prossimo Consiglio Comunale, i punti più salienti sono quelli che vi elencherò. Ed è un'enorme soddisfazione, da primo sindaco donna di questo comune, del comune di Realmonte, poter dire che in pochi anni, peraltro segnati dalla pandemia, siamo riusciti a sbloccare delle questioni irrisolte da decenni. E per alcune di queste questioni stiamo lavorando seriamente per vedere e guardare ed esaminare il problema e risolverlo finalmente, anziché fare finta di non vedere che un problema c'è e quindi portarlo avanti, anzi peggio, rinviarlo all'amministrazione successiva. Ecco perché poi succede che in un'amministrazione ci sono le incompiute storiche, per quell'atteggiamento a cui noi abbiamo detto decisamente no. Adesso elencherò una serie di traguardi raggiunti che mi inorgogliscono, doppiamente perché sono il primo sindaco donna, ma non ne faccio una questione di genere, ma perché sono anche mamma e quindi con 2 figli piccoli che stanno crescendo adesso ho la possibilità di pensare, di avere la visione di futuro e di immaginare che ci sono delle opportunità per loro. E prima di iniziare però questo esame vorrei ricordare ancora una volta un Presidente del Consiglio che ci ha lasciati quest'anno. Ecco, questa è la nota più dolente del 2023, segnato da un grave lutto che vedeva e vede un ragazzo giovane lasciare tutto quello che stava facendo, lasciare un servizio, lasciare una missione. Con una foto noi abbiamo voluto ricordare la sua missione e il suo servizio. Ecco, in quella foto c'era un'aula consiliare, uno sguardo attento, una croce e la campanella del Consiglio Comunale, quindi una fede, un servizio e una malattia che purtroppo lo ha segnato. Il Comune di Realmonte e prevalentemente la Giunta si è impegnata a fare una richiesta, perché è una voce comune, comunque sentita da tutti quanti, di intitolazione dell'aula consiliare a Felice Vaccaro. Ecco, il nostro grande Presidente del Consiglio, grande nel servizio, ecco, una vita che nel servizio è diventata straordinaria, dove un ragazzo, un giovane papà, un giovane marito in punta di morte pensa si occupa, si interessa dell'azione amministrativa, e lo ha fatto proprio con me, con il primo cittadino, quando sono andata a trovarlo il giorno prima che lui morisse. Quindi il ricordo va a lui, va a questa grande persona, a questo grande servitore di una comunità. Detto ciò, adesso elencherò i punti che sono stati raggiunti. Praticamente possiamo dire che in 3 anni abbiamo portato a termine i punti del nostro programma politico, quelli più importanti, che adesso elencherò. Scala dei Turchi. Arriviamo, io ero assessore al ramo nella gestione che mi ha preceduta e mi ricordo di aver iniziato l'iter di rivendicazione di un sito
dove il Comune di Realmonte credeva di diritto di esserne il proprietario e insieme al Comune la collettività. Devo dire che anche il proprietario, il dottore Sciabarrà, con un grande gesto di generosità ha poi lasciato all'ente pubblico la possibilità della gestione, quindi a settembre 2023 abbiamo acquisito a titolo gratuito questo meraviglioso monumento naturalistico e dopo circa 3 mesi abbiamo ottenuto la legge regionale per l'istituzione della fondazione. Per cui ecco, orgogliosamente posso dire che come sindaco in 3 mesi ho avuto la possibilità, ho fatto richiesta e ho ottenuto la legge regionale dove si stabiliscono dei punti importantissimi che sono appunto la sede legale della fondazione, che è il Comune di Realmonte, il presidente della fondazione, che è il sindaco pro tempore del Comune di Realmonte, e una partecipazione alla gestione dell'assessorato regionale che garantirà ex legge tutte le attività che sono di esclusiva competenza, la tutela prevalentemente, la gestione sulla ricerca e sulla tutela e quindi il Comune ancora una volta, forte di un traguardo storico raggiunto, ha dato incarico al notaio, al dottore Fanara, di redigere una bozza di statuto e secondo tutte le indicazioni che di volta in volta abbiamo dato in consiglio, in giunta e nelle varie sedi, da portare nei gruppi consiliari per una preventiva discussione e poi per portarlo in consiglio comunale prima dell'inizio della stagione estiva al fine di approvarlo. Certo, traguardo raggiunto per la nostra comunità, per Realmonte, per il nostro futuro da consegnare ai nostri ragazzi. Realmonte ha tante belle teste e quindi così li metteremo nelle condizioni, anche in una fase transitoria, di poter mettere in gioco tutte le loro competenze. Secondo punto, che viene un po' da più lontano, che è il piano regolatore generale. Qualcuno dirà, vabbè, ma questo piano non è perfetto perché è il piano di fabbricazione del 1974, tuttavia oggi abbiamo uno strumento legale, secondo obiettivo raggiunto, dopo 40 anni, che ci consentirà di fare il futuro, perché solo uno strumento legale può essere modificato. Prima non poteva essere modificato alcunché perché non c'era. Oggi insieme lavoreremo per migliorarlo, per renderlo più in linea con un paese che cresce dal punto di vista turistico e culturale. PUDM. È già stata fatta la delibera di giunta, sono state consegnate le tavole, ma ancora una volta siamo un'amministrazione del fare e quindi per cucirlo addosso alle esigenze di questo territorio abbiamo rinviato la bozza all'ufficio tecnico al fine di calare quello che è stato detto con atto di indirizzo politico di giunta e consiglieri. Dissesto idrogeologico, ancora una volta un'azione amministrativa in continuità che vede nel 2019 un inoltro di un'istanza insieme a tanti altri comuni, che vede un impegno in questi 3 anni pedissequo senza soluzione di continuità dei nostri uffici, dove io come primo cittadino ho dato una priorità, che è quello di evitare le incompiute, e quindi sono partita da un'azione che mi vedeva protagonista da assessore e oggi mi vede protagonista come sindaco, e quindi ho portato a termine il completamento delle opere del Teatro Costa Bianca, dove è stato aggiunto l'impianto elettrico, altrimenti non si sarebbe potuto fare alcuno spettacolo, perché probabilmente la commissione di pubblico spettacolo non sarebbe passata. Quindi gestione in continuità sì, ma attenta alle esigenze del futuro.
E dissesto, stavo dicendo prima, che è il consolidamento della via San Calogero ed altre vie importantissime in prossimità della scuola dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di 3 milioni e mezzo di euro, 3 milioni e 700, completata la conferenza di servizi proprio qualche settimana fa. Siamo pronti a mettere in campo questa opera di consolidamento. Villa, anche qua, grazie all'opera e all'attività in sinergia, anche a una logica del risparmio, un'estrema pulizia di un ambiente che doveva semplicemente restituire il Mediterraneo che prima non si vedeva. Noi a Realmonte abbiamo il Mediterraneo, abbiamo la possibilità dalla villa comunale di vedere Uzitu e Azzita, quindi anche di assaporare le nostre leggende in modo immediato oltre al promontorio del faro, ma purtroppo a causa, diciamo, di una installazione passata e di un verde che non era stato pensato adeguatamente, purtroppo veniva celato, oltre a un dissesto che c'era sotto la fontana che metteva in pericolo l'incolumità delle persone. Oggi possiamo dire che abbiamo restituito il Mediterraneo a Realmonte in sicurezza, ancora una volta un punto specifico del programma politico per cui la gente ci ha votato, che è stato realizzato. Poggio Africano, altra azione in sinergia che mi vede protagonista da assessore e protagonista da sindaco nella logica della continuità e del completamento delle opere per evitare le incompiute storiche. Poggio Africano, altro terrazzo sul mare, altro terrazzo sul Mediterraneo, dove, diciamo, è stato già consegnato il sito alla ditta che si è aggiudicata i lavori, che sotto riserva inizierà con queste opere e quindi con una nuova riqualificazione. Assunzioni, ecco, punto del nostro programma, e orgogliosamente posso dire ancora una volta che abbiamo nel giro di 3 anni rivoluzionato il comune sotto il profilo della risorsa umana. Come? Ecco, abbiamo previsto 9 assunzioni, 2 sono già partite e sono in fase di completamento, dove l'amministrazione non farà granché perché si attingerà dalle graduatorie ASMEL, per cui si attingerà degli elenchi dove le persone hanno già fatto il concorso pubblico. Tuttavia verrà fatta una selezione cucita addosso alle esigenze del nostro comune. Un altro, la posizione del tecnico è addirittura di arrivo, quindi verrà bandita a breve, e altre sono già state calendarizzate e verranno avviate, sono già in corso di avvio e completate nel più breve tempo possibile. Abbiamo anche modificato i contratti di lavoro, 4 dipendenti sono stati portati da 18 a 33 ore, altre 18 sono state portate da 30 a 33 ore per garantire, diciamo, un rientro pomeridiano, ma anche la dignità del lavoro. Ecco, mi rivolgo soprattutto a quei 4 dipendenti che da uno stipendio di 18 ore sono passate a uno stipendio di 30 ore e quindi potranno programmare per il futuro, hanno finalmente dignità del lavoro, e l'amministrazione uffici più efficienti, più efficaci, come dice la norma, come dice l'articolo 97 della Costituzione. E ancora abbiamo già avviato 9 progressioni, quindi tutto il personale A verrà trasformato secondo, diciamo, il regolamento che è già stato pubblicato in categoria B, quindi ancora soddisfazione, ancora la possibilità di avere una gratificazione dal punto di vista personale, e noi amministratori, il sindaco e gli uffici, maggiore qualità negli uffici, maggiore apporto in termini di risorsa umana, maggiore efficienza. E tanto altro è stato fatto anche in termini di servizio civico, che è pensato oggi come un servizio
più adeguato alle esigenze del territorio, i vigili urbani a tempo determinato che sono stati assunti dopo una prima brusca frenata a seguito, diciamo, di alcune rimostranze da parte della minoranza, del gruppo di minoranza, che poi si sono verificate infondate con provvedimento dell'assessorato regionale, quindi siamo andati avanti. L'anno scorso abbiamo avuto questi ragazzi, alcuni dei quali sono veramente preparati, ne ricordo una per tutte, insomma conosce 4 lingue, ha 2 lauree, e per questo comune Linfanuova, ragazzi giovani che ci possano fare la differenza non sono utili, sono indispensabili. L'anno scorso già, e quindi nel 2023 abbiamo attivato il progetto civico Scala dei Turchi, che è un progetto che prevede molti servizi in collaborazione con le associazioni del luogo per avviare dei servizi. Abbiamo sotto questo profilo chiesto al Libero Consorzio la possibilità di personale per Infopoint e tanto altro. Nota dolente, sono 2 del 2023, la prima, probabilmente i tempi non erano ancora maturi, è stato un diniego al futuro. Un diniego al futuro per la mancata approvazione di una convenzione che oggi sappiamo avrebbe portato, se approvata nei termini che avevamo detto, circa 1,5 milioni di euro, nella ipotesi peggiore che dei 5 euro preventivati ne fosse stato accolto 1, e 5 milioni se fossero stati accolti 5 euro, che era la somma aggiuntiva rispetto a una gestione congiunta di Villa Romana, che è in capo come gestione all'ente parco, e ad un servizio di abbattimento delle barriere architettoniche sul comprensorio Scala dei Turchi. Noi torneremo sulla questione, chiaramente convinti che il futuro si fa in squadra e si fa tutti insieme, rispettando anche i tempi di quei soggetti che pensavano, ecco, che fare futuro significava dire no, anziché provare, forti della consapevolezza che magari chi è arrivato prima ad avere una visione di futuro deve prendere per mano tutti gli altri della propria comunità. Torneremo sulla questione sperando che questa volta, ecco, si pensi veramente al futuro di questo territorio, si pensi veramente al futuro dei cittadini e si pensi che prima di fare dei regolamenti scritti, che sono carta scritta, se non ci sono i fondi, se non ci sono finanziamenti, se non c'è una spesa in bilancio da poter destinare a quei servizi, e allora non ci sarà mai futuro, non ci sarà mai la possibilità di mettere a punto quelle belle idee che ci sono, per carità, ma bisogna trovare le finanze. Obiettivo importantissimo raggiunto, altro, sempre nel 2023 a cavallo, perché il lavoro è senza soluzione di continuità, stavo dicendo, che riguarda il progetto Costa Bianca 2024. Ecco, grazie anche all'apporto del nostro segretario generale, l'avvocato Tartaglia, che è a tempo pieno a Realmonte, questo per colmare un po' il vuoto della carenza di risorsa umana e di specifica competenza, nelle more delle assunzioni di nuovo personale, per velocizzare gli iter e per rendere questa amministrazione più in linea, quindi per portarla, per modernizzarla rispetto alla transizione digitale, rispetto al futuro, rispetto all'essere pronti e inserirci nell'ambito di un'idea di sistema che vede Agrigento capitale della cultura 2025. Ecco, grazie anche al suo apporto abbiamo recentemente definito un accordo con una società che aveva installato nel 2004 pale eoliche, che però il comune non aveva mai, i cui proventi, ecco, il comune non aveva mai riscosso nell'arco di tutti questi decenni. Quindi il comune
Comune, l'amministrazione che rappresento, cosa ha fatto? Ha transato, ha chiuso per il passato, ottenendo l'intera somma che verrà spesa per tutte le attività culturali e ambientali di questo territorio, per una somma omnicomprensiva di 35.000 euro, che faranno sì che il Comune non abbia alcun peso rispetto a questa spesa necessaria, perché futuro per Realmonte è promozione territoriale, futuro per Realmonte è scommettere sulla cultura, futuro per Realmonte è scommettere sul territorio e su tutto il suo enorme indotto. E quindi ancora una volta dico che siamo stati bravi perché abbiamo raggiunto un obiettivo, questa volta a costo zero. Che dire, anche il piano regolatore generale è frutto di tutto ciò, anche la Scala dei Turchi è frutto di tutto ciò, anche il PUDM è frutto di tutto ciò, anche il consolidamento di aree vastissime è frutto di tutto ciò, anche la realizzazione della villa comunale è frutto di tutto ciò, anche la definizione del Teatro Costa Bianca è frutto di tutto ciò, anche la realizzazione di un altro belvedere Poggio Africano è frutto di tutto ciò, anche la revisione totale rivoluzione del personale è frutto di tutto ciò, e grazie a tutto ciò stiamo lavorando per il futuro e quindi abbiamo anche attinto dei finanziamenti PNRR con il Parco Idee, quindi abbiamo dato incarico a quattro studi tecnici del Comune di Realmonte, proprio per la conoscenza che hanno del territorio, al fine di programmare e portare un progetto esecutivo sull'arteria principale di Giallonardo-Pergole. Giallonardo e Pergole del Comune di Realmonte, dove già l'amministrazione Lattuca ha installato l'impianto di illuminazione sulla strada principale, ma dove manca dove mancano ancora servizi, dove mancano ancora strutture. Ecco, abbiamo dato incarico specifico di fare questa programmazione da inserire nei nuovi progetti. Abbiamo dato incarico di rivedere e riqualificare l'arteria circonvallazione est che porta sulla strada della miniera per un totale restyling. Abbiamo dato incarico di rivedere l'arteria di Punta Grande, come vedete una sorta di triangolo di questo territorio dove le arterie principali sono Giallonardo, SP68, quindi tutta la strada panoramica, Punta Grande e circonvallazione est che ci porta all'ingresso del territorio dall'altra parte e che percorre l'intero territorio di Realmonte. Ed ancora, nell'ottica del futuro e della visione del futuro, abbiamo lavorato sulla realizzazione finalmente della rotonda che insiste sul bivio nord di Realmonte. È stato fatto e richiesto da noi un incontro recentemente dal prefetto, il quale prefetto, accogliendo immediatamente la nostra istanza, ha pensato a un tavolo tecnico inserendo anche il comune di Porto Empedocle e le attività che esistono su Porto Empedocle. Io come sindaco in quella sede ho proposto quindi il progetto e la realizzazione della rotonda e l'installazione di un'auto Velox nelle more. Abbiamo ottenuto un finanziamento di 40.000 euro recentemente che utilizzeremo per questo progetto, e anche la riapertura, era in sede l'ingegnere Di Callo del Libero Consorzio oltre che all'ANAS. Ho chiesto anche la possibilità di riaprire quell'arteria del Libero Consorzio incompiuta storica, pensate un po' oltre 20 anni, che è rimasta in sospeso per un contenzioso con i Taccali quasi al completamento dell'arteria. Quindi la riapertura anche in via di urgenza per evitare la circolazione del transito pesante per quest'estate sulla SP68. Sarebbe inimmaginabile, inipotizzabile una percorrenza di mezzi pesanti e non pesanti su un'arteria turistica. Quell'arteria va percorsa a piedi, con le biciclette, per le passeggiate turistiche, non certamente per il transito di mezzi pesanti, per il transito di autoveicoli.
se non ecco, residenti o del posto. Detto ciò, e dopo aver fatto questa carrellata che nel 2023 ci ha visti protagonisti e artefici del futuro, ecco, a questo io ci tengo, perché dietro ogni piccolo grande obiettivo che si raggiunge c'è sempre un grandissimo lavoro, un impegno che non ha soluzione di continuità, e una squadra che io ho, assessori e presidente, purtroppo che non c'è più, il nuovo presidente, l'avvocato Irene Pilato, e assessorato regionale, onorevole Pace, che è stato con noi, ci ha aiutato tantissimo anche a raggiungere l'obiettivo della fondazione, insomma una squadra che si è occupata e ha coccolato e ha pensato al futuro di Realmonte. Dopo aver fatto questa carrellata mi soffermerò brevemente sui punti specifici. Chiaramente questa è una discussione che si farà in Consiglio Comunale, alla collettività e ai cittadini di Realmonte un breve assaggio di un lavoro costante, quindi anche in ordine alla pista ciclabile ci sono delle grandi novità, perché è stato ottenuto un altro finanziamento importante di 50.000 euro per il rifacimento di queste piste. Impianti di illuminazione, lo avevo detto prima, sono stati già in gran parte installati, altri ne stanno installando e che dire, c'è futuro. 2 note dolenti, perché non si dica che questo sindaco sta facendo, diciamo, ha aperto un ventaglio di cose positive e invece sottace 2 aspetti che hanno destato molta preoccupazione in capo al primo cittadino e in capo alla collettività tutta. Sono 2 PAI da un lato, dove entrerò nel merito tra poco, e altre questioni. PAI. Dunque, noi abbiamo un'area, un perimetro minerario che è il frutto di un decreto che era stato concesso negli anni 70 per 30 anni di concessione mineraria, e nel 2000 per altri 30 anni, prossima scadenza tra circa 7 anni. In questo perimetro minerario vi è un'area che non è stata mai delimitata dall'amministrazione comunale, che si è sempre opposta. Perché? Perché l'attività estrattiva reale insisteva sul 30% di questa area astrattamente considerata di circa 10 km. Dopo circa 53 anni, nel 2022, a seguito di una posizione netta dell'ufficio di autorità di bacino di Agrigento, abbiamo fatto un'istanza di revisione all'autorità di bacino di Palermo. In particolare, cosa chiedevamo all'autorità di bacino di Palermo? Di revisionare il PAI, che nel 2022, a seguito di una circolare dell'ufficio di genio civile, viene calata come P4, pericolosità elevatissima. Di conseguenza l'amministrazione, di punto in bianco, dopo aver avuto dal 2004 ad oggi un P2, si ritrova calato da una eccessiva prudenza o zelo una pericolosità P4. La cosa più grave è che quella pericolosità P4 viene calata non solo nelle aree effettivamente di estrazione, ma anche in 7 km quadrati di superficie dove non c'è alcuna attività. E noi come comune, siccome le cose le vogliamo guardare in faccia, i problemi li vogliamo affrontare, non posticipare, non fare finta che non ci sono, non è questo il sistema per superare i problemi, abbiamo commissionato, in virtù anche di un input forte del Consiglio Comunale nel 2022, abbiamo dato incarico, integrato l'incarico al professore Freni e al dottore Mastro Simone per appunto supportare questa istanza di revisione
del PAI. Solo recentemente abbiamo ottenuto un diniego e a sostegno di questo diniego l'autorità di bacino dice conferma P4 sui 10 km, dicendo che ci sarebbero delle evidenti subsidenze sull'area che è oggetto di estrazione, mentre siccome nell'area di estrazione ci sono le subsidenze, cautelativamente mantiene il P4 anche nei restanti 7 km perché si potrebbe espandere la società. Ora, al di là di questo assunto che è assolutamente disancorato dall'idea di futuro di Realmonte e non è ossequioso dell'autonomia e della sovranità dell'amministrazione in capo alla sua superficie, forti di questa consapevolezza, ma anche di un'altra consapevolezza, abbiamo nominato l'avvocato Vincenzo Caponnetto al fine di impugnare il provvedimento. Ancora più precisamente, dato che i tecnici Freni e Mastro Simone a sostegno della revisione allegano una relazione puntuale, scientifica, che dice che nelle aree segnate in rosso in quelle mappe al più potrebbe essere revisionato o calato un'area P1, che è un'area di pericolosità molto leggera, che potrebbe dare luogo addirittura a nuove costruzioni laddove quell'area già è antropizzata, quindi non ci sono più margini, mentre nella parte restante più di 7 km, i nostri tecnici dicono non c'è necessità di alcuna pericolosità, di alcun vincolo, perché lì non ci sono attività. E vado oltre, non solo non ci sono attività, ma addirittura non ci sarà possibilità di ulteriore attività, di espansione. Perché? Perché non c'è il sale. Di conseguenza non c'è ragione di limitare e vincolare un comune. Io però come primo cittadino, dinanzi a un diniego di autorità sovraordinata al comune e per la tutela massima della collettività, perché parliamo di esseri umani, ho immediatamente attivato un iter per conoscenza, ho inviato al prefetto di richiesta documentazioni per capire se quello che dice autorità di bacino, posto che ci sono delle attività in essere, posto che dove ci sono delle attività ci sono delle subsidenze, posto che anche il comune riconosce, seppur come P1 e non come P4, delle aree rosse, ma non è il comune, quello lo dice il satellite, posto che da una loro documentazione sembrerebbe ci siano dei pericoli, e allora prudentemente, ecco questo è il ragionamento che fa l'autorità di bacino, io confermo e lascio il vincolo P4. Ecco, a noi non ci sta bene. Se così è, ci dicano quali sono questi documenti e ci dicano perché in 53 anni nulla è stato detto. Ci dicano come mai il distretto minerario nulla ha mai comunicato all'ente. Ci dicono perché la collettività e il primo cittadino non sarebbero stati resi edotti, non sono stati resi edotti di tutto ciò. Ecco, probabilmente, ci dice il nostro tecnico, non lo hanno mai fatto perché non c'erano le reali esigenze, è un eccessivo zelo, è un'eccessiva prudenza, di conseguenza noi in attesa di questa documentazione e nell'assoluta convinzione e fiducia nel lavoro svolto dai nostri tecnici stiamo attendendo. Ecco, stiamo attendendo, perché se è vero quello che dicono due professori universitari, ossia che c'è una pericolosità, ma stiamo parlando di una pericolosità veramente leggera P1, ci sono delle attività estrattive, ma insistono in 250, 350 e 400 metri sotto la terra, quindi non c'è nessun pericolo per la superficie. Vero che possiamo chiedere il piano industriale per il futuro, ma da oggi non c'è nessun tipo di ragione per vincolare 7 km di territorio, e quindi per la prima volta anche questo sindaco, ancora una volta questo sindaco, andando al cuore del problema, sta cercando
di risolvere e soprattutto, finalmente dopo 53 anni, di fare liberare 7 km quadrati del territorio di Realmonte, che corrisponde al 30% della superficie complessiva di tutto il territorio comunale. Ecco, serietà, impegno, senza soluzione di continuità, che guarda a due aspetti: incolumità e sicurezza pubblica da un lato, futuro dall'altro, che, come ho detto più volte, lo dico perché lo penso, non contrastano con le logiche di un'attività che insiste nel mondo da 53 anni, che vogliono convivere ma che non possono essere prevaricate. Ecco, e questo lo diciamo con fermezza. Convivere sì, d'altronde conviviamo da 53 anni, ma mai prevaricazione. Realmonte è dei Realmontini, Realmonte è dei Realmontini. Detto ciò, ancora una volta, per queste questioni che sembrano più spinose, più insidiose, noi abbiamo agito con fermezza, con tempestività. Il problema è come mai, la domanda sorge spontanea, tutto ciò non è accaduto in 53 anni. Ecco, l'amministrazione è una cosa seria, il futuro è nelle nostre mani, ma il futuro non lo facciamo se non guardiamo il passato e il presente. Disavanzo tecnico. Questo bilancio si chiude registrando un disavanzo tecnico, che non è un debito della nostra amministrazione. La legge, entrata in vigore nel 2015, prevede un riaccertamento di residui passivi e attivi, quindi anticipazioni, quindi spese per fare fronte, diciamo, alla gestione, quindi crediti di dubbia esigibilità. Ancora una volta mi tocca dire che, insomma, questo è il terzo mandato politico che registra un disavanzo da quando praticamente è entrata in vigore la normativa nel 2015, e che è praticamente sovrapponibile alle altre amministrazioni e che il Comune è riuscito a gestire, perché non è un debito reale, è un calcolo più o meno secondo le spese o costi che devi esborsare. Un esempio per tutti. Noi ci siamo ritrovati a dover chiudere e a prevedere di conseguenze indennizi per espropri del 1980. Nel 2013 la prima sentenza e l'amministrazione decide di mandarla all'altra. Nel 2017 il secondo punto, l'amministrazione 2018 decide di mandarla all'altra. Questa amministrazione no. Non la manderà il prossimo sindaco per un futuro e certo dissesto. Questa amministrazione la sta gestendo. Ecco uno dei motivi di un disavanzo tecnico. Cosa? Il passato. Cosa? La risoluzione dei problemi veri, per dare la possibilità a questi nostri ragazzi di prenderlo con le mani questo futuro, ma con basi solide. Direbbe qualcuno, Don Fabio, che è il nostro prete, che io stimo e di cui ho grande affetto, per il quale provo grande affetto. Dice, ma non lo dice solo lui, non si deve costruire sulla sabbia, si deve costruire sulla roccia, e la roccia sono basi solide, sono personale che cambia, un nuovo apporto e quindi nuove assunzioni, e sono un dissesto che viene affrontato, ribadisco, sono un teatro che viene sistemato, sono un PAI dopo 53 anni che viene gestito, sono un disavanzo tecnico dato dal pagare i debiti pregressi per evitare il dissesto, sono tante cose, ma soprattutto, e chiudo, dandovi appuntamento al prossimo Consiglio Comunale, dove verrà illustrata la relazione in modo puntuale. Sono serietà, sono professionalità, sono strumenti tecnici di cui il primo cittadino deve essere munito
in primis la sua preparazione per poter gestire tutte le questioni. Quindi vi lascio con questo prossimo traguardo. Il notaio Fanara ci ha comunicato che giovedì sarà nelle condizioni di consegnare questa bozza che verrà esaminata nei gruppi consiliari, dove verranno dati tutti gli apporti per poi portarla in consiglio comunale. Ringrazio la mia giunta e i consiglieri comunali per tutto il contributo che hanno dato e continuano a dare all'amministrazione di Realmonte. Quindi vi lascio con questa speranza sul futuro, che è finalmente, dopo 10 anni e a 3 mesi dall'acquisizione della Scala dei Turchi, della Fondazione Scala dei Turchi. Arrivederci quindi, ci vediamo in consiglio comunale, che dire, io ci sono e senza soluzione di continuità.